Questa sera siamo qui con Mecna, bentornato Mecna nei nostri studi. Ci sei stato ormai un bel po' di tempo fa perché sono passati un paio d'anni, qualcosa come 2 anni. Ti abbiamo già chiesto il piatto preferito, me lo ricordo anche, era il riso freddo del giorno prima. Hai cambiato gusti o siamo ancora... Ma no, ti dico innanzitutto ciao a tutti. Ciao. Ma forse adesso riso in bianco. Riso in bianco, Sì. però caldo, cioè nel senso appena fatto. Sì, però tipo con tantissimo parmigiano proprio. Ah, ok. Cioè, Lo Riso alla carichi. parmigiana, il famoso. Praticamente riso alla parmigiana. Praticamente sì. Benissimo. Allora, vabbè, continuiamo con le domande per capire un po' come te la viaggi adesso nella vita proprio. Sei uno di quelli patito di serie, visto che negli ultimi 2 anni è esplosa sta cosa delle serie TV. Ti dico, lo ero un paio d'anni fa, ero bello gasato con le serie. Le ho viste quelle lì, insomma, di cui parlano tutti, le ho viste Quelle cult, tutte quante. diciamo. Ultimamente mi sono appassionato a Fargo, essendo il mio film preferito, quindi Hai iniziato a seguirne... ho guardato la serie, la prima stagione, e mi ha gasato molto. Ecco, non l'ho ancora visto. Molto però... figo. Ok, me lo consigli, bene. Allora andrò Sì, veramente bello. a recuperarlo in streaming, come al solito. Neanche io. No, io lo conosco. Però L'ho non comprato, l'ho ancora... però dovresti. Bene, ok, e giustamente, ma io li compro tutti, sia ben chiaro, soprattutto quando parlo in radio dichiaro apertamente questa cosa. Invece, ultimo libro letto? No, io non ho letto un libro. Non hai mai letto libri? No, guarda, l'ultimo libro letto risale a un paio d'anni fa, quando ho letto la biografia di Marvin Gaye, consigliatami da Gaemon. Beh, basta. Ok. Anche gli ingredienti del bagno preferisco- schiuma vanno bene. Eh? Anche gli ingredienti del bagno schiuma. Quelli sono fighi anche perché ne guardo un po' la grafica. eccetera. Esatto, perché tu ti studi le grafiche dietro, Sì. no? Esatto. Dei bagni schiuma, pensa che docce, hai capito, che durano anche parecchio. Certo, perché c'è... certo. Comunque, adesso non entriamo nello specifico delle grafiche del Vidal, veniamo invece al tuo disco. 2 anni ti separano dall'ultima volta che ci siamo visti, il motivo era sempre un disco. In cosa senti cambiata la tua musica in questi ultimi 2 anni? Ma credo che banalmente ci sia più consapevolezza in tutto, nella scelta dei beat, nella scrittura e insomma, anche nell'esposizione al pubblico. Quindi mi sento maturato. E la cosa bella è che poi la gente che l'ha ascoltato mi ha fatto la stessa osservazione, quindi... Produzioni affidate a? Produzioni affidate a un po' di gente, tra cui produttori con cui avevo già collaborato come Feed Mella e Clefco, Ok. però anche nuovi personaggi, tra cui I Am Safe, che è un ragazzo che ho conosciuto 1 anno fa praticamente, che ha prodotto 5 pezzi del disco. Mi sono trovato subito bene con lui perché abbiamo subito inquadrato diciamo il sound che volevamo dare, perché ci siamo beccati, ci siamo ascoltati un po' di cose, quello che ascoltavo io, quello che ascoltava lui, tante cose combaciavano, abbiamo cercato di insomma farne uscire un po' di beat, da cui poi sono usciti dei pezzi di cui io sono veramente gasato. Ecco, E poi c'è anche Pasta, che è un ragazzo che suona con gli Amari, però ha tutto un altro progetto disco, Lazy Hands, insomma un po' di nomi, E Skinny. quanto lavoro c'è dietro? Cioè, quando è che ti sei messo lì e hai detto, guarda, ho già un po' di roba, provo a dargli un senso, una forma compiuta? Guarda, l'idea di fare un nuovo disco c'era, dopo il disco inverno e poi l'EP. Volevo fare un nuovo disco, però ero un po' bloccato sotto vari punti di vista. Io non sono uno che scrive tantissimo, quindi ho bisogno del mio tempo. Avevo scritto un pezzo di cui ero contento, e un'estate di appunto 2 anni fa, esattamente, sono andato con un mio amico collega, un ragazzo di Foggia che è un musicista, e gli ho detto, ma perché non ce ne andiamo tipo in Norvegia, in un cottage, lo affittiamo e stiamo là, ci portiamo il computer, il microfono e vediamo che cosa esce, perché io avevo già dei beat. Quindi siamo andati lì con delle idee
E dopo quella esperienza lì, diciamo che sono tornato in Italia con un po' di carico, di materiale, sì. Sì, non erano dei veri e propri pezzi, però c'erano cose idee qua e là che comunque mi hanno stimolato un sacco poi a chiudere e ad andare avanti su altre cose. Perché l'Aska? Cosa significa l'Aska? L'Aska vuol dire amore in ceco, come Ok. tanti hanno trovato su Google Translate. Google, sì, perché è la prima cosa Esatto. Però mi piaceva anche il fatto che il nome rimandasse al freddo dell'Alaska. Infatti quindi... anche a livello grafico c'è molto bianco, molto... Sì. In realtà la copertina all'inizio doveva essere blu, nera. Poi abbiamo detto ma no dai. Il nero c'era anche già Disco cerchiamo Inverno. di cambiare la cosa. Invece a me, sentendo l'album, tu essendo del sud, giusto? Mi sembra invece al contrario un disco molto nordico, anche riportandosi al discorso, titolo no? dell'album, eccetera eccetera. Mi incuriosiva questa cosa, cioè come mai c'è questa diversità tra le tue origini e quello che poi alla fine esce fuori da un album. Ma questa diversità nelle origini diciamo che c'è proprio nella mia persona, Ok. perché io sono di Foggia e sono pugliese, però in realtà amo il freddo amo E il la risotto. pioggia, e il risotto. E la montagna, insomma, vedi. tutte cose che in realtà non dovrebbero piacermi. Poi sono anche, insomma, proscio, Esatto, quindi... infatti. Però insomma immagino che quindi sia una cosa naturale, quindi è bello che tu me lo dica, Ok. perché io non ci ho fatto caso, però effettivamente ci sta. Poi voglio dire, il fatto che i suoni si siano un po' raffreddati perché c'è meno, magari ci sono meno strumenti veri e c'è Ok. più computer, elettronica, questo magari aiuta a rendere la cosa un po' più fredda, insomma. Che percorso vedi per questo disco? Nel senso, in un momento in cui rispetto a 2 anni fa anche la realtà del rap italiano è cambiata, ha avuto questo enorme momento di hype, se vogliamo. Sì. Ne parlavamo recentemente con Marrakesh, lui dice io non sono uscito con niente, adesso arrivo e la festa è finita e ci sono tutti i palloncini sgonfi. Come si inserisce l'Aska secondo te? In che ambiente si inserisce l'Aska in questo momento? Ma guarda, ti dirò, non so cosa aspettarmi, so solo che io del disco sono molto soddisfatto e spero che venga capito. Capisco anche che è un disco abbastanza intimo e personale e che quindi verrà capito dalle persone che veramente avranno voglia di dedicarsi all'ascolto. Spero cioè, nel senso credo e spero pure di non entrare nel calderone di rapper italiani che il ragazzino di 13 anni ascolta perché deve ascoltarli, ma senza nulla togliere. Però insomma credo che ci sia un po' di più da scoprire con questo disco, anche perché più o meno il mio pubblico è sempre stato un po' così. Cioè sì, gente che arriva perché fai rap e ora il rap è quello che va ricercato. Però comunque poi persone che si affezionano e che capiscono in pieno quello che ho da dire e il modo in cui lo faccio. In cui lo fai? Non credi invece che sia al contrario un limite essere particolarmente settizzato, si può dire? Determinato. Cioè, Esatto, in un determinato tipo di pubblico e quindi ti limita? Non credi che sia... Guarda, sì, però credo, cioè, sicuramente è un rischio, nel senso che lo è. Però credo anche che essere così sinceri, perché alla fine io veramente, cioè, parlo di me senza nessun problema. Questa cosa magari viene apprezzata. Ok. Quindi può essere un modo per invece arrivare anche ad altra gente, anche a gente che non ascolta il rap. Quindi tu dici sostanzialmente me ne frego di quello che io lo faccio per me e poi se c'è qualcuno che mi segue bene, se no... Sì, questa è la mia roba. Praticamente sì, è così. Poi ovviamente entrano in gioco varie cose Certo, dopo un po' che uno lo fa. Certo, Quindi da lì Ovvio. pezzi un po' più incattiviti, però insomma sì, cioè di base c'è quello. Ecco, nel primo singolo uscito, di cui è uscito anche il video, si sente molto un'analisi anche di quello che, oltre a di quello che sei,
di quello che appari, di come vieni letto dagli altri, no? Quindi sei un po' più conosciuto, quindi non ci caghi più. La scelta di estrarlo come primo singolo è legata a qualcosa di particolare? Ma ti dico, il disco contiene pezzi abbastanza personali e di autoanalisi. Quello lì era un po', diciamo, una nuova presentazione, nel senso, sono tornato, questo è un po' il punto della situazione, quello che è successo e quello che può succedere. Una bella sintesi, diciamo. Sì, sia a parole che probabilmente anche di suono, perché magari quel beat lì può sintetizzare bene il suono che c'è poi, che uno andrà a trovare nel disco. Siccome leggi i commenti su internet, io ieri mi sono andato a leggere i commenti sulla copertina dell'album, Okay. su Facebook, e ti lascio immaginare cosa ci sia scritto da sopra. Visto che li leggi, non devi neanche immaginare più di tanto. No, infatti. No, se appunto ti va di spiegare la copertina dell'album, che secondo me, almeno personalmente, io non l'ho capita, ti dico la verità, per cui anche se vuoi spiegarla anche a me. No, allora, a me la cosa che piace dell'attività di artista, tra virgolette, è il fatto di poter dare degli input al pubblico e farli leggere nella maniera in cui vogliono. Sì, praticamente questo succede con la musica, succede per esempio con il titolo Lasca, di cui prima mi avete chiesto. Persone mi hanno fatto dei viaggi assurdi, ma sì, anche fighi, nel senso. E quindi mi trovo sempre un po' in difficoltà poi magari a deluderli. Sì, a deluderli. Esatto. No, guarda. E per la copertina in realtà l'idea di base era fare qualcosa di molto pulito e di metafisico, con questo blocco di ghiaccio contenente una rosa all'interno e tutti oggetti, diciamo, della vita normale che gravitano attorno. E quindi sì, era un po' rappresentare l'amore che sia, insomma, che sia per la musica, per una tipa, per gli amici, quindi questa cosa qui. Però è ghiacciato, quindi magari tra un po' si scioglie e quindi non si sa che succede. È una cosa, capito, è uno still life di un momento che è così adesso e non è così tra 2 giorni, perché si modificherebbe. Esatto. Allora, adesso ti aspetta come sempre un'enorme stagione di lavoro, 2 settimane ci dicevi con in store più che quotidiani in alcuni casi. Sì, è la prima no? volta tra l'altro per me. Esatto, per cui in realtà preparati, perché tra l'altro non so, in genere gli in store dei rapper seguono anche una logica geografica assurda, per cui Milano, Bari, Venezia, Trapani in ordine sparso. In realtà su questo sei riuscito a ordinarle? Sì, bene, sì, questa è già una gran cosa. Grande. Ci siamo. Guarda, ho anche il day off nella mia città. Vedi, fantastico. Quindi c'è proprio perfetto. Relax. Vado un attimo totale. dai miei, mi mangio un po' di... Bravo, che ti chiederanno ma cosa fai nella vita. Esatto. No, loro sono abbastanza... Bene, meno male. No, invece dopo, immagino, arriverà la stagione dei live. Come ci hai già pensato a come rendere l'Asca a livello live? Sì, ci sto pensando. Credo che il live sarà... ricomincerà tipo per marzo, aprile, maggio, diciamo, per poi fermarsi in estate e riprendere successivamente. Mi piacerebbe portare live il disco in una formazione inedita, nel senso non il solito io e il DJ, ma io e il DJ è un'altra persona che poi sarebbe il ragazzo che è venuto con me in Norvegia e con cui abbiamo praticamente creato numerosi ritornelli e aggiunto suoni. E lui quindi avrà la figura del colui che arricchisce i tappeti musicali, quindi con vari strumenti, però tutti diciamo che passano dal computer, quindi pad piuttosto che sintetizzatori. Quindi un suono particolare anche, no? Sì, ora te lo dico così e non l'abbiamo ancora provato, però ci siamo già visti per capire, insomma, come fare, e la cosa sembra poter dare dei frutti. Benissimo. Quindi sono gasato. Appunto parlavi di featuring eccetera eccetera. Cosa hanno dato in più i featuring a quest'album, che tra l'altro sono pochissimi? Sì, in realtà i featuring al microfono sono 2. Esatto. Se vogliamo, l'unico rapper è Johnny Marsiglia, perché l'altro Dio lo Patrick. benedica. Dio lo benedica, Sì, esatto. sì. La scelta è ricaduta su di lui
Uno, perché secondo me è il migliore attualmente, lo è da un po'. Il disco che ha fatto con Big Joe, secondo me, è un classico dell'hip hop italiano. Questo più del primo, anche se si dice sempre che il primo è sempre più a me è piaciuto molto. Però il secondo secondo, me, quello uscito un anno fa, è veramente pazzesco. Sì, veramente una figata, e ho detto voglio averlo sul disco, anche perché poi ci troviamo molto bene, anche come, insomma, a livello personale. Abbiamo anche fatto già dei pezzi secondo me ben riusciti, quindi ho detto perché no. E poi in realtà quel beat è stato scelto una volta che è venuto Fid Mella a Milano, perché lui vive a Vienna, e ci ha messo in play un po' di beat. Partito questo, ho detto, basta, io devo averlo. E lui ha detto la stessa cosa, ha detto vabbè, a posto, facciamo un pezzo. Dato che io avrei dovuto fare il disco, abbiamo detto ok, mettiamolo lì. E con Patrick in realtà più o meno la stessa cosa, nel senso ci vogliamo bene, e lui secondo me qualsiasi cosa fa spacca, perché ha una voce pazzesca, e quindi l'ho chiamato per arricchire un pezzo di cui sono soddisfatto, che è Roar, tra l'altro prodotto da Pasta, il ragazzo degli Amari e dei Fare Soldi. Ecco, c'è un pezzo a cui sei più legato nel disco, in questo momento magari? Forse quello, nel senso che in quel pezzo ho espresso un po' di cose alla mia maniera, proprio. Cioè, credo che se i miei amici lo ascoltano dicono ok, questo qui è Corrado. Okay, eccolo. Sì, non è il personaggio, perché poi parla di una relazione appena iniziata, quindi sono abbastanza soddisfatto di quello. Ecco, veniamo a romperti le palle. Adesso, senza parlare, arriviamo a parlare di gelati. Non hai avuto paura in questa cosa che ti restasse addosso un po' l'etichetta di quello della Sam Montana, e non Mecna il rapper, o Mecna il designer, o insomma? Bah, sì, cioè sì, probabilmente sarà così per un po' di gente. Però io penso pure che certe cose vadano fatte nella maniera in cui uno si pensa che voglia farle. Sì, nel senso, poi la cosa è stata anche abbastanza divertente, perché io ovviamente non mi aspettavo tutto questo ritorno, questo ritorno, questo hating, ma dalla gente comune, non dai rapper, non certo. dal pubblico del rap. Però alla fine, dai, cioè, uno che dice fanculo l'estate, chiama il disco inverno, infatti, non suona d'estate. Forse mi sarei... A me era una cosa che avrebbe a me ha fatto, esatto, cioè, ma proprio stupito. Ho detto, cazzo, disco inverno, il riso freddo, è tutto d'un tratto. Secondo me era quella la figata. Poi esatto. io, nel senso, bisognerebbe dirlo alla Sam Montana, e fare un gelato al riso, con tanto formaggio. Va bene. Allora, siamo agli sgoccioli purtroppo. Arriviamo alla chiusa. Cosa ascolta in questo momento Mecna? Cosa ascolta Corrado quando non ascolta hip hop? Cioè sempre praticamente. No, io di rap ascolto poco. Tutti dite così comunque. No, cioè, nessun rapper ascolta hip hop. Hai ragione. Io però cioè, ho proprio una prova, nel senso che qualche anno fa ho iniziato una playlist su Spotify. No, non qualche anno fa, forse un anno fa, dove mettevo, perché poi ho smesso il buongiorno luglio, e la buonanotte. No, solo il buongiorno in realtà. Ok, buonanotte me la davo da solo, sì, esatto. Col rap. Esatto. No, e quindi ogni giorno mettevo un pezzo, tipo intorno alle 10 del mattino, quando andavo al lavoro, mettevo un pezzo nella playlist. E vuoi o non vuoi, ci sono un sacco, c'è pochissimo rap, ma perché a me piace quella roba lì, cioè mi piace fare rap, però mi piace avere input diversi. Okay, sì. Perché spero che, insomma, da lì si creino delle mescolanze che possano dar bei frutti. Allora mi viene una curiosità, prima di chiederti cosa ascolti in questo momento a livello non hip hop e consigliarci un pezzo. C'è qualcosa uscito recentemente a livello hip hop invece che ti ha convinto? Hai detto, però sta roba minchia funziona. Direi di sì. Guarda, ultimissimi proprio J. Cole e Joey Badass. Joey Badass è uscito proprio pazzesco, tipo settimana fighissimo, scorsa. Sì. Pazzesco. E J. Cole tra l'altro è uscito dal nulla, nel senso cioè dal nulla dopo il silenzio, perché era sparito. E ha fatto un disco senza featuring
Totale. Bellissimo, dove alla fine c'ha tipo 14 minuti di un'orchestra e lui che fa i ringraziamenti. Sì. Perché Che è quelle ragazzato e capito? probabilmente... Che quelle, se fai il rapper, sono le idee che dici cazzo se veniva a me. Secondo me quando E ti l'ascolti. dico che c'è, perché poi tipo io invece avrei detto ma non l'avrei mai fatto una roba del genere. Invece è uno dei pezzi che poi ascolto di più. E lui non dice nulla, cioè parla a un certo Esatto. punto, tira in mezzo tipo un attore, fa mi ricordo di quando mi hai detto quella cosa. Non è vero, stavo scherzando. Cioè, quindi il tipo era proprio lì, sì, gasatissimo esatto. dalla musica, perché si vedeva Sì, che era che era preso gasato di bene, quello che sì. aveva fatto. Quindi Sì. bello. Bella. Un pezzo che ti consiglierei, Esatto. guarda, semplicemente perché sono andato recentemente al concerto. Sì. James Bay, Sì. Let It Go. Perfetto. Una bomba. E allora ci lasciamo con Let It Go. Grazie Mecna per essere stata nei nostri Grazie a studi. voi. E in bocca al lupo per l'Asca e Crepi. per il suo percorso. Ciao. Ciao.